Cari amici, cari amiche, ben ritrovate sulla nostra rubrica E gioia sia. Oggi ci troviamo all'aperto a gustare le bellezze della natura e anche a scoprire alcuni tesori, come vuole un po' questa nostra rubrica, della bellezza e della fede della nostra terra. Oggi ci troviamo a Vittorio Veneto, precisamente a Ceneda sul Colle San Paolo. Andremo a conoscere la Via Crucis che adorna questo spazio e anche la chiesetta di San Paolo al Colle che si trova proprio sulla cima di questa montagna e di questo rilievo. Perché una Via Crucis in centro città? Cosa significa con questa pratica devozionale? Dobbiamo dire che proprio all'interno della fede cristiana, che ha sempre avuto una grande attenzione al coinvolgimento di tutta la persona, quindi anche del corpo, dei sensi, dell'immaginazione, hanno trovato spazio diverse forme di preghiera devozionale, tra cui quella della Via Crucis. Via Crucis è tendenzialmente un percorso, un cammino, una via appunto, che ripropone la via della croce di Gesù, cioè la sua salita al Monte Calvario. I fedeli, salendo sul monte e fermandosi nelle varie stazioni, sono ben 14 lungo il percorso, ripercorrono appunto gli ultimi eventi della vita di Gesù e sono coinvolti nella preghiera attraverso appunto la fatica anche della salita, il camminare insieme come popolo, ma anche nell'immaginare le varie scene che sono raffigurate nelle edicole o negli affreschi che scandiscono questa strada. Dopo aver percorso la prima stazione, il primo tratto, ci fermiamo e vediamo questa targa che ricorda appunto un'associazione, quella degli alpini, che qui a Vittorio Veneto ha avuto un ruolo importante nel conservare, nel custodire questo luogo, soprattutto per la manutenzione del sentiero, ma anche per la preparazione e l'allestimento della Via Crucis cittadina che normalmente si fa il venerdì santo alla sera. Quelli che hanno visto più di qualche primavera si ricorderanno quando il Colle San Paolo era totalmente senza alberi, spoglio. Qualcuno diceva che dalla piazza si riuscivano a vedere le lepri correre sui prati e lungo la parte centrale del monte si vedeva questa imponente Via Crucis che saliva dalla zona dei Palasi, come si dice, fino al Colle San Paolo. Ma da quanto tempo c'è qui una Via Crucis? Questa è la domanda. Sappiamo dalle informazioni conservate presso gli archivi della cattedrale e della diocesi che dal 1730 esisteva in questa zona una Via Crucis custodita e realizzata da un eremita che viveva nella cima di questo colle. Aveva il compito di conservare e curare il percorso, il sentiero e favorire anche la preghiera della gente che qui saliva. Quindi sappiamo che più o meno appunto da quest'epoca, dal 1730, esisteva in questa zona una Via Crucis, forse non come questa esattamente, non con queste precise edicole che sono state costruite lungo i secoli, ma magari con alcuni proprio piccoli monumenti con una croce che ricordano le varie stazioni, le varie tappe della vita di Gesù. Questa che noi vediamo è l'ultima grande sistemazione avvenuta nel 1933 in ricordo dell'anno santo della Redenzione, cioè 1900 anni dalla morte di Gesù. Fu realizzata dai parrocchiani della cattedrale con il vescovo e i vari affreschi vennero rifatti perché, essendo all'aperto con le intemperie, si erano rovinati, opera di Racanelli, un pittore di questa zona, di questa città, e venne inaugurata solennemente proprio in occasione di quella Pasqua.
Salendo le varie stazioni possiamo anche apprezzare alcuni particolari, alcuni dettagli, per esempio di questa edicola, da noi chiamiamo normalmente capitello, forse è uno dei più antichi e riporta i simboli della passione, secondo un po' la tradizione che ci viene dai Vangeli, ma anche la devozione popolare. La colonna dove Gesù è stato flagellato, la scala con i chiodi quando Gesù è stato crocifisso, la colonna con il gallo al ricordo del tradimento di Pietro, quando proprio nella notte dell'arresto di Gesù dice: quando non canterà il gallo prima che tu mi abbia tradito 3 volte. La tunica di Gesù giocata a sorte con i 3 dadi usati dai soldati proprio nel momento della passione di Gesù mentre è in croce. L'origine della Via Crucis possiamo ritrovare nel periodo medievale, quando i pellegrinaggi in Terra Santa sono stati interrotti a causa delle invasioni delle civiltà arabe della zona della terra di Gesù. Da quel momento i cristiani, i pellegrini, non potendo più accedere ai luoghi santi dove Gesù è vissuto, hanno voluto riprodurre e riportare nelle nostre terre alcuni episodi, alcuni momenti significativi della sua vita, in modo particolare il percorso finale dell'esperienza sulla terra di Gesù, appunto la Via Crucis. E in molte zone d'Italia, ma anche d'Europa, sono state create sui monti o anche nelle città dei percorsi delle Via Crucis, cioè delle vie della croce che riproponevano gli ultimi istanti della vita di Gesù. Siamo nel 1700, quando San Leonardo da Porto Maurizio, un frate francescano, dà un po' di ordine alla diffusione della Via Crucis, creando un po' di uniformità. Sarà un grande diffusore, un grande predicatore e un grande costruttore di Via Crucis. Da quel momento proprio anche il Papa si esprimerà in maniera attiva perché siano i francescani, i custodi della Terra Santa, dei luoghi di Gesù, a realizzare, a predicare, a proporre l'esperienza della Via Crucis. Siamo nel 1700, quando San Leonardo le diffonde e li stabilisce, e qui a Ceneda nel 1730, opera appunto di un eremita, lo ricordavamo all'inizio, fra Francesco Maria da Venezia, a realizzare per conto della città questa splendida Via Crucis fatta di 14 stazioni che adornano appunto questo percorso. Le 14 stazioni ripercorrono delle tappe della vita di Gesù, i cui riferimenti sono evidentemente al Vangelo e anche la tradizione che si è sviluppata attorno al Vangelo. Normalmente queste stazioni, questa maniera di pregare, viene fatta in questo modo, appunto si legge una parte della parola di Dio che descrive questo brano, c'è un breve commento al brano e anche una certa attualizzazione, poi una forma di preghiera litanica che coinvolge la gente e poi di stazione in stazione si sale fino ad arrivare alla crocifissione di Gesù, poi alla sua deposizione e sepoltura nella tomba, nel sepolcro. Stiamo ormai per arrivare alla fine della nostra Via Crucis, quasi nella sommità di questo percorso, e troviamo davanti a noi un resto di una fortificazione, la cosiddetta porta di San Giovanni, di San Zoane, come dicevano una volta in dialetto, perché dietro questa porta, in questa zona che porta verso la zona di Salsa, verso il campo sportivo, la chiesa di Salsa, c'era una chiesa dedicata a San Giovanni Battista, per cui questo resto di questa porta porta il nome. Attorno a questo spazio noi troviamo altri resti di una fortificazione, è il forte, la fortificazione, il fortilizio di Sant'Elia. Se
prendessimo la macchina del tempo e venissimo qui 800 anni fa, nessuno conoscerebbe questo luogo con il nome di Colle San Paolo, bensì col nome di Colle di Sant'Elia, perché appunto qui alla nostra destra, lo possiamo vedere, ci sono ancora i resti di quello che era una piccola fortificazione, un piccolo forte, che era una guarnigione posta davvero in alto, nella parte più alta, verso la pianura, che garantiva una sicurezza per la città. E accanto a questo sistema fortificato appunto c'era la porta di San Giovanni e un altro castello, un altro fortilizio al Colle San Paolo. Abbiamo i resti, ecco, di questo monumento, abbiamo anche, tra virgolette, una foto, se vogliamo, di questa fortificazione costruita appunto attorno al 1200, al 1300, in particolare dai Caminesi, perché la storia di San Tiziano, realizzata dal Pomponio Amalteo, siamo all'inizio del 1500, sulle 5 tavole che un tempo ornavano la cantoria della cattedrale, viene messa proprio sullo sfondo della cattedrale la fortificazione di Sant'Elia. Si chiama così perché probabilmente dentro c'era una chiesa, un sacello dedicato al santo profeta. Di questa fortificazione non è rimasto nulla perché a causa di molti terremoti, poi ne parleremo, i vari edifici sono stati distrutti e sono crollati, e questo è quello che resta. L'ultimo tratto della salita ci porta all'ultima stazione e anche alla chiesa di San Paolo al Colle, che andremo presto a scoprire. Gustando questo bellissimo panorama, giungiamo finalmente nella cima del Colle San Paolo. Prima di tutto ci accoglie in un certo senso questo castelletto, era la vecchia casa del custode, realizzata appunto quando è stata sistemata tutta la Via Crucis negli anni 30, con questo stile che richiama appunto le fortificazioni del castello, e giungiamo finalmente alla chiesa di San Paolo al monte. Questa chiesa è stata costruita, lo vediamo anche dalla lapide posta in cima alla porta, dal cardinale Marino Grimani. Siamo all'inizio del 1500, il cardinale Grimani sarà un vescovo molto importante per la nostra diocesi, diventerà appunto poi cardinale patriarca di Venezia, ed è grazie a lui, siamo nel periodo dell'umanesimo, del Rinascimento, anche la nostra città e la nostra diocesi beneficia anche di una certa ricchezza e quindi anche di un'espressione culturale elevata che ritroviamo sia nell'arte, nella storia dell'arte, sia in questo caso anche in questo edificio. Edificio costruito, ci dice la storia, con i resti della rocca di Sant'Elia, qui vicino a pochi metri, che vennero portati per edificare a San Paolo, all'Apostolo San Paolo, questo tempio. Entrando in chiesa, quello che notiamo in maniera così evidente è sicuramente la grande pala di San Paolo Apostolo, realizzata dal Favero, cittadino vittoriese, alla fine del 1800. Questo luogo, la chiesa di San Paolo al monte, è sia la fine, diciamo così, del percorso della Via Crucis, e vedremo poi anche appunto l'altare che lo ricorda, sia una chiesa dedicata al grande apostolo Paolo, l'apostolo delle genti, invocato in questo particolare frangente come colui che libera dal terremoto. Un giorno, parlando con un anziano abitante di queste terre, mi ha raccontato che sua nonna, quando veniva il terremoto, gridava, pregava continuamente San Paolo, lo chiamava, lo invocava nel momento della paura. Non è un caso che si preghi e si invochi San Paolo contro il terremoto, e qui a Ceneda, Vittorio Veneto, ben due sono i motivi che attribuiscono proprio all'Apostolo Paolo un particolare patronato, cioè una protezione. Il primo deriva dalla storia di questa terra. In ben 3 occasioni
un terremoto ha sconvolto la città e il paese e proprio in concomitanza con la festa di San Paolo. Il primo nel 1348, nella festa della conversione di San Paolo, il 25 gennaio, era quel terremoto che ha distrutto le fortificazioni di Sant'Elia e ha distrutto molto di questo territorio. In un'altra occasione, sempre nella festa di San Paolo Apostolo, il 29 giugno del 1873, un terribile terremoto che ha colpito questa zona, in modo particolare chi è di San Pietro di Feletto lo sa bene, perché durante la messa parte del tetto è crollato proprio sopra i fedeli, purtroppo. Ancora una festa di San Paolo vede questo triste episodio, questo triste evento. Nel 1936, il 18 ottobre, ancora una festa legata a San Paolo, quella dell'Apostolo Luca, un suo discepolo, un grande terremoto ha sconvolto questa nostra terra, ha distrutto anche parte di questa chiesa, in modo particolare la facciata e il campanile, che vennero rifatti. Pensiamo che in quel terremoto la grande campana della cattedrale, la campana Vittoria, quella che ha suonato e salutato la vittoria e gli anniversari della vittoria della Prima Guerra Mondiale, è stata completamente divelta dal castello ed è crollata sul pavimento del campanile rompendosi. Anche la pala riporta effettivamente questa particolare devozione della gente a San Paolo. Infatti vediamo lui, l'Apostolo, con i segni classici con i quali che gli vengono attribuiti, come la spada, la parola di Dio, il libro, per il suo coraggio, per il martirio, per il suo essere un annunciatore del Vangelo di Gesù, ma anche quel piede che poggia sopra quella lastra rotta che porta e imprime la data e il ricordo del terribile terremoto del 1873. Ma c'è un altro episodio ben più importante, se vogliamo, che riguarda San Paolo. Si racconta nel libro degli Atti degli Apostoli che Paolo a un certo punto venne condotto in prigione insieme ad un altro suo discepolo e lì durante la notte, mentre era in preghiera, un terremoto ha sconvolto il carcere, ha spalancato la porta e Paolo ha potuto uscire. La guardia, che era appunto a custodia di questo luogo, per paura voleva uccidersi perché i suoi prigionieri stavano scappando e Paolo ha deciso di rimanere lì e questo suo desiderio di salvare in un certo senso la vita umana di quest'uomo l'ha condotto quest'uomo a convertirsi e a credere al Vangelo. Con San Paolo allora è davvero pregato ed invocato perché ci sostenga e sostenga la popolazione nel tempo terribile del terremoto, ma anche di quel terremoto che sconvolge un po' la vita. Allora ci sentiamo davvero di pregarlo in questo tempo, in questo periodo in cui siamo particolarmente sconvolti e scossi da quello che sta capitando. Sul lato sinistro della navata troviamo una piccola nicchia con un altare. È l'antica pala che veniva custodita e conservata sull'altare maggiore ed è dedicata a Maria che porta in braccio Gesù bambino mentre dona le rose, i fiori, e sotto ci sono i due santi, San Rocco, patrono invocato soprattutto contro le epidemie, contro la peste, vediamo anche proprio il segno con il dito sulla gamba delle varie piaghe, e San Gerolamo, cardinale, eremita, che ricorda proprio la vocazione eremitica di questo luogo, dove appunto per lungo tempo ci sono stati degli uomini, frati religiosi, che venivano qui a ritirarsi dalla vita, diciamo così, più attiva per vivere in contemplazione, in mezzo alla natura e più vicini a Dio, dato che proprio questo monte ci avvicina a Lui. Un particolare di questo altare è che proprio è stato ricavato uno spazio dove c'è un presepe permanente realizzato dai chierichetti della cattedrale nel 1939 a ricordo di quel Natale e in un certo senso mette in relazione questo altare con il prossimo, la nascita di Gesù, il suo venire, il suo farsi uomo in mezzo a noi e il suo donare la vita ed offrirsi per noi. Con quest'ultimo altare, l'altare di sinistra della chiesa di San Paolo, concludiamo anche il nostro percorso. Vediamo all'interno dell'altare raffigurato questa scultura del Cristo deposto nel sepolcro in attesa della risurrezione con sullo sfondo tutti
gli strumenti, le armi della passione, gli strumenti della passione ricordano appunto quasi in un certo senso il compimento così umano di questa vicenda nel sepolcro e la sua attesa della risurrezione. Si conclude qui con sullo sfondo il nostro San Paolo Apostolo, la puntata di E gioia sia. Ricordo che potete rivedere questa puntata e anche le altre puntate della nostra rubrica sul sito www.latendatv.it e da qui, da in cima al Colle San Paolo, un caro saluto a tutti.